Puntata speciale di Guarda che Stella dedicata alla Fiera dei Santi 2013. Siamo proprio live dal vivo all'interno dello stand degli amici del Real Sell. Allora, la patata tira sempre. No, la patata tira sempre. Perché? Perché di sì. Dai. Va bene, insomma, fino adesso la fiera ha dato grandi soddisfazioni. Sì, fino adesso sì. Speriamo. Era un 2013 particolare. Sì, è vero, tanta gente, bel tempo, caldo soprattutto, però molto bene. Bene, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie. Ciao. La politica che lavora. La politica lavora, è giusto che lavori la politica, o no? Ci si fa il callo, dai. Beh certo, per non far vedere che i politici non lavorano. Senti una roba, quante birre fino adesso hai spinato? 1000, 1200, Previsioni per il finale? ancora altre 1000, Insomma, quanti fusti hai? 20. Insomma, 20 fino a Ci domani. siamo, sì, ci siamo, Bene, ci siamo. bene. La notte Senti- bianca dovrebbe volare Senti stasera. una cosa, so che la manifestazione sta dando grandi riscontro, ma soprattutto la gente ha risposto, questo è l'importante. Molto bravi. Ti dirò che, non perché sono amministratore, ma dirò che la gente ha risposto tantissimo, soprattutto anche a questa cosa qua del Festival Mondiale della Canzone Funebre. Ed è veramente uno spettacolo, perché Rivignano è un piccolo paese, quindi va bene. Insomma, abbiamo visto tanta gente di fuori. Sì, molto. Anche perché la pubblicità è stata molto sul triestino, il goriziano, e quindi sapevamo che veniva. È un buon viatico già per il 2014. Io speriamo che nel 2014 comunque di amministrare noi e di fare un'ulteriore miglior festa di quest'anno. E invece col calcio come siamo? Col calcio come siamo? Col calcio siamo secondo in classifica con una partita in meno, e quindi Real Sella sempre è comunque fortissimo. Bene, complimenti. Ci siamo trasferiti nell'area dedicata al gruppo giovani di Rivignano. Siamo esattamente nella corte di Giulietta 1500 Turbo Diesel. Chiediamo lumi a Elisa Zatti. Buonasera a tutti. Sì, noi abbiamo deciso di valorizzare questa storia reale di Giulietta e Romeo, alias Lucina e Luigi, e per far ciò abbiamo deciso di creare uno stand tutto improntato, diciamo, sullo stile dell'epoca. Quindi abbiamo costruito artigianalmente una torre dal quale uno sputafuoco ha spesso deliziato i cittadini con delle sputate. Poi dopo, tra l'altro, anche i tamburini si sono esibiti dando un ritmo. Spieghiamo sputate di fuoco. Beh, Omar qua, sputate di fuoco, non so come Siamo si chiama in. tecnicamente. E insomma hanno deliziato appunto questa cittadinanza con anche giocoleria di fuoco, e anche dei nostri amici si sono esibiti in questo. I tamburini hanno appunto reso il tutto più dinamico e anche divertente. E niente, quindi poi dopo cosa abbiamo fatto? Abbiamo anche deciso di servire delle pietanze dell'epoca, ovvero stinche di maiale, porchetta, carne fritta. Quindi abbiamo scelto di dare un senso, un contesto che sembrasse davvero reale. E infatti è tutto molto intimo, canne di bambù che recintano questa specie di piccola zona che ci fa tornare indietro nel tempo. Senti, domanda chiara e trasparente, il pubblico ha risposto. Allora, sì, poteva andare ancora meglio, ma essendo il primo anno prendiamo, diciamo, i piccoli punti deboli come degli spunti per fare meglio il prossimo anno. Però insomma nel complesso non è andata male. Comunque, quello che conta è che il gruppo giovani è sempre in prima linea. Sì, gruppo giovani sempre in prima linea, e soprattutto quest'anno ha dato un servizio differente, quindi sì, le solite organizzazioni, quindi il giocabimbi, l'allestimento della piazza, ma anche qualcosa di culturale e di valorizzazione del territorio. E allora, per chi si è perso qualcosa, vedi qua intanto non ci guarda l'assessore, possiamo dire questo: la mia festa è differente. Esattamente, venite a Rivignano per crederci. Siamo dietro le quinte con Tiziana Cosmi al volo. Allora, stai guardando questa bellissima manifestazione, da qua come la vedi? Allora, da qua la vedo veramente benissimo. Quest'anno è stata un'edizione del Festival Mondiale della Canzone Funebre assolutamente realizzata con grandissima qualità e grandissima performance da parte degli artisti che hanno partecipato. Anche il pubblico vedo che è veramente numeroso. Pensate che addirittura abbiamo aperto i tendoni laterali di questo tendone centrale della piazza di Rivignano per permettere anche alla gente che è in piazza di assistere allo spettacolo, e infatti vediamo veramente una Rivignano gremita di fan di questo festival. Ecco, hai sottolineato tu la presenza che, diciamo così, sono tutti un po' floreali, no? Sì, infatti non riesco a prenderti sul serio in questo momento, non è vero. Omar stai benissimo, così floreale, e del resto l'importante è che ognuno porti avanti anche quello che è il suo stile. La sua cultura. La sua cultura, sia
nei modi, diciamo, di abbigliarci, ma anche nella musica e nel modo stesso di vivere la vita, per stare in tema con questo festival. Lei per chi deve intervenire? Alla fine la persona si fermerà. Può confermare che non è venuto a recuperare me? No, lo confermo, stia pure tranquillo. Allora, possiamo dire un successo che vi ha messo le ali? Eccoci qua, Come mai avete vinto? perché siamo brave. Ma siete brave perché? Perché ci divertiamo, essenzialmente ci divertiamo e quindi viene fuori la spontaneità. Voi siete le malpepate? Di dove? Di Udine. Tutte di Udine. Tutti di Udine. Presentiamo la vocalist. Federica. Tu sei? Io sono Federico, piacere. Federico, tu invece sei? Clelia. Facciamo Federica. Tiziana. Tiziana e tu? Giulia. E poi quando vi manca ancora Maurizio, che sappiamo che è impegnato con la collega del Messaggero Veneto. Sentite, quando vi possiamo risentire alla prossima? Speriamo presto. Prossimo festival. No, forse anche prima, qualche concertino. Fate solo musica o anche spettacolo? Solo musica. Cerchiamo di metterci. Cerchiamo di creare le situazioni, però sì, diventa alle volte una specie di cabaret, l'idea di far divertire il pubblico come ci divertiamo noi. E allora possiamo dire che le malpepate mettono? Le ali! Senza Fausto, grazie. Rocco, anche questo è andato. È andata bene, mi pare, no? È stato un grande successo di pubblico, poi insomma la risposta non serve dirlo noi, il pubblico ha applaudito, si è divertito, soprattutto ha apprezzato ancora una volta questo sforzo immane di organizzare questo festival. Però mi pare che la cosa bella sia anche il fatto di avere mescolato il sacro col profano, perché avevamo questi cantautori fra virgolette serissimi e poi subito dopo arrivava Sdrindule oppure Pissichezz o le malpepate che sono ironiche, divertenti, eccetera. Quindi secondo me la formula è giusta per una manifestazione di questo tipo, la formula è giusta così. Oggi per esempio il pubblico ha premiato un gruppo frizzante, cioè, ci poteva stare, nessuno si sarebbe scandalizzato se avessero premiato il cantautore con il testo importante. Quindi insomma vediamo l'anno prossimo come andrà. Sei già al lavoro? Beh, a dire la verità, sai cos'è? Addirittura prima ancora di cominciare questo stavo già pensando a quello dell'anno prossimo, perché io ho grandi idee, Enrico Tonazzi ha grandi idee, Tiziana Cosmi ha grandi idee, e però dobbiamo confrontarci poi con i problemi che tu sai benissimo, bravo. Ci mancano un po' di sponsor per fare una cosa ancora migliore, ecco, diciamo. La strada è quella giusta. Direi proprio di sì. E poi ti dirò di più, come avrai notato sono tutti musicisti, comunque bravi, ma gente che si è messa in campo, Maurilio che si è inventato una canzone all'ultimo momento, e questo è credo lo spirito giusto. Volere fare una cosa per stare insieme, lasciamo per partecipare che è retorico, e per stare insieme per una serata così, insomma, è un successo. Bene, grazie e complimenti. Grazie a te, ciao. Le frittole, vedete questo bellissimo stand all'interno della Fiera dei Santi 2013, andiamo a sentire un po' come sta andando. Si vende? Si vende, dai, a Rivignano si vende, c'è bella gente, si riesce a vendere. Sì, funziona abbastanza bene, ci tiene il tempo, la manifestazione è bella, richiama gente, non possiamo lamentarci. Col periodo che c'è adesso in giro soprattutto, visti i tempi, ha retto Rivignano, dai. Complimenti. E buon lavoro anche a voi, grazie, saluti. Ci siamo spostati in un'altra area della Fiera dei Santi, sentiamo come sta andando. Tutto bene? Molto bene qua, grazie. Contento? Sempre. Una fiera che funziona? Funziona molto. Senta, visti i tempi, cosa vuol dire organizzarsi e spostarsi con tutto il suo abbaradà? Ma vuol dire impegnarsi un po' di più, ma se c'è soddisfazione comunque c'è un ritorno in ogni maniera. Vale la pena. Bella festa. Ottimo. Cosa propone di buono? Noi facciamo fritto misto, quindi qualsiasi cosa frizziamo, dalla patata a qualsiasi altro prodotto che va sott'olio. Tipicamente friulano? Anche, sì. Quello che costa. Bene, buon lavoro. Grazie. Andiamo.
Sta divertendo in questa fiera? È una bella fiera, siamo contenti di come sta andando, abbiamo l'attività aperta, quindi... La Rivignanese Doc? No, non sono in realtà rivignanese, ma passo molto tempo a Rivignano perché lavoro a Rivignano con la tabaccheria, quindi mi sento più rivignanese che codroipese. Che è contenta? Molto contenta, beh, si vede, è pieno di gente da 3 giorni, quindi... E visti i tempi non è facile. Esatto. Bene, complimenti e buon lavoro. Buona serata, ciao. Tutto bene, dai. Sei contenta? Sono contentissima. Voi? Insomma, dai. Bella serata, dai, peccato per il tempo oggi. Insomma, alla fine poteva Alla andare... fine è andato tutto bene. Senti, la specialità tipica del vostro stand. Beh, lui vi potrà di sicuro. È di buono, cosa di Beh, è tutto buono. Dai. Quilla. Cervo, il Talking Bride, ai fettuccine col masurin. C'è una vasta scelta, anche i gnocchi con i funghi, gnocchi con la ricotta, di tutto, c'è una vasta scelta. Tutto troviamo te. Sì, esatto. Bene, complimenti. Siamo dietro le quinte di questo stand dedicato, vediamo intanto anche uno dei direttori artistici che sta mangiando a una certa ora, no? Bene. Cosa hai preso? Gnocchi con i funghi porcini, che non so dove li hanno presi perché quest'anno non c'erano. Sai che va di moda in politica, no? In Porcellum però. Non parliamo di politica perché è una bella serata. E poi soprattutto non si intona, no? Come si dice. Bene, ti lasciamo al pranzo. Della Proloco di Aris, che ormai è un nostro assiduo frequentatore, anche perché la trasmissione lo sponsorizza, dunque dobbiamo anche andarlo a trovare. Ma di là di questo messaggio promozionale, perché la Proloco di Aris è sempre in prima fila? Ma perché stiamo dando un contributo alla comunità e ci piace fare queste... Senti, quanti piatti sono andati fuori? Ma adesso di preciso non lo so, ma quest'anno sono andati fuori tanti piatti. Senti, ma tu sei più sconvolto a vedere me o quello che... Sono più sconvolto a vederti te. No. Siamo al rush finale per quanto riguarda questa Fiera dei Santi 2013, siamo alla lotteria, insomma, un bilancio finale doveroso. Sì, il bilancio di quest'anno è estremamente positivo, abbiamo avuto tantissima gente, un fiume di persone quasi tutte le giornate della fiera, anche oggi nonostante il tempo il paese si è riempito e tutte le associazioni che hanno organizzato le manifestazioni e a cui va il nostro ancora una volta ringraziamento per il contributo, sono soddisfatte perché insomma, gli incassi sono stati adeguati agli sforzi che hanno fatto per organizzare questa fiera. Cosa vuol dire mettere in piedi una manifestazione come questa in questi tempi? I tempi non sono buoni e purtroppo infatti molte altre fiere anche che si svolgevano in questo periodo hanno dovuto chiudere i battenti per mancanza di fondi, non è il nostro caso. Abbiamo Srindolo sì, che passa qua vicino, è sempre un bel vedere nonostante il colore della giacca un po' vivace. Dicevo di questo periodo non è facile organizzare manifestazioni di questa portata senza soldi, perché anche questo va detto, il Comune non ha risorse e quindi deve inventare iniziative sempre diverse che consentano di raggiungere i risultati e magari anche di migliorarli, come nel caso nostro di questa fiera che di anno in anno si supera, però senza impiegare risorse, utilizzando per esempio, come facciamo noi, decine e decine, addirittura centinaia di volontari che con passione dedicano il loro tempo per gli altri e per la buona riuscita di queste iniziative. A loro davvero va il grazie da parte dell'amministrazione comunale. Comunque quello che conta è che ci sono stati molti visitatori anche da fuori Rivignano. Moltissimi sono stati i visitatori di fuori di Rivignano e ci ha riempito di gioia al cuore sentirli farci i complimenti per lo spirito che si vive, per l'atmosfera che si respira camminando per Rivignano in queste giornate e lo spirito della Fiera dei Santi che da secoli si ripete a cavallo tra ottobre e novembre in piazza a Rivignano. Grazie per l'ascolto, alla prossima.